Buongiorno telespettatori, ben ritrovati con questa nuova puntata di Linea Diretta. Oggi ci occupiamo del sistema sanitario veneto, ad un anno dalle elezioni che vedranno il cambio del governatore del Veneto, ma soprattutto adesso che l'assessore alle politiche sociali, lo saprete, Remo Sernagiotto, è volato in Europa, è diventato europarlamentare, quindi abbiamo un assessorato vacante. Allora, parliamo di sistema socio-sanitario veneto e lo facciamo insieme a Ferruccio Balesta, segretario regionale dell'FNP CISL del Veneto. Buongiorno Ferruccio. Buongiorno a voi. Allora, Ferruccio è la nostra vecchia conoscenza, perché lui ha le deleghe alla politica sociosanitaria e assistenziale, quindi con lui cercheremo di capire perché la Regione del Veneto ha fatto la doppia scelta, cioè quella di coniugare il sistema sanitario e il sistema sociale. Non a caso si parla di assistenza sociosanitaria, sono due aspetti differenti ma che però hanno delle implicazioni comuni, perché tante volte ovviamente le persone che necessitano di cure dal punto di vista sanitario e sociale sono le stesse. Allora vediamo di capire qui in Veneto questo tipo di integrazione a che punto è arrivata. Ferruccio. Allora, diciamo che l'integrazione sociosanitaria è stata un'intuizione dei politici di allora che hanno visto lungo, diciamo così, fin dagli anni 70 si cominciava a parlare di integrazione sociosanitaria, proprio perché la persona deve essere vista nella sua globalità. Un percorso sanitario è monco se lo curi solo dal punto di vista sanitario, se non vedi dopo a casa com'è la sua condizione per stabilizzarlo, per seguirlo, per gestirlo. Allora, dalla prima età e poi età evolutiva e prima infanzia fino all'ultimo stadio della vita, un sistema sociale non può che occuparsi prima ancora del sanitario, del sociale. Come vivo, con chi vivo, che possibilità ho. E poi quando ho bisogno vengo preso in carico dal sistema sanitario e curato per poi essere restituito al sistema sociale. Che poi significa anche parlare di welfare, utilizziamo questo nome. E poi questo è il sistema di welfare vero. Allora la Regione Veneto è partita in anticipo rispetto agli altri, ultimamente sta segnando il passo e rischiamo di essere anche scavalcati da altri. Ecco, allora fare oggi il punto della situazione mi pare opportuno, doveroso, anche perché abbiamo, diceva lei prima, degli appuntamenti che sono importanti. Allora, appuntamenti importanti, ma soprattutto delle battaglie importanti che voi per primi come pensionati avete condotto, pensionati CISL, ma poi ovviamente tante altre associazioni, che è la legge sulla non autosufficienza, perché voi avete capito che è necessario dare delle certezze, e certezze stiamo parlando di fondi, ma non soltanto, delle garanzie proprio per poter garantire alle persone una determinata qualità della vita. Legge sulla non autosufficienza per la quale avete spinto tantissimo, avete fatto tante battaglie, poi vi proporremo anche delle fotografie che raccontano veramente, eccole qua, queste sono soltanto alcuni degli scatti che ritraggono battaglie fatte da voi, in cui siete andati proprio addirittura con dei sacchi di lettere a bussare alla porta del governatore dicendo abbiamo bisogno di questo tipo di servizio per il territorio. Allora, da quelle battaglie lì, eccolo là, caro Galan, tra l'altro insomma finito adesso nel ciclone dell'inchiesta del Mose, ma poi magari se avremo un attimo di tempo parleremo anche di questo, ma da quelle immagini lì che lei vede ad oggi, che cosa si è mosso? Cioè, che cosa manca ancora da fare però perché questo fondo per la non autosufficienza sia veramente a disposizione delle persone che ne hanno bisogno? Potrei cavarmela dicendo manca la volontà politica. Detto questo, tutto è il contrario di tutto, no? Però abbiamo detto tanto. Però abbiamo detto tanto. Allora, da quel metro cubo che abbiamo visto di lettere portate sotto la pioggia battente in quel giorno all'allora governatore Galan, e sulla quale poi siamo riusciti a dicembre del 2009 dello stesso anno a far varare la legge. Ecco, è una legge che si sentiva il bisogno per mettere a regime tutta una serie di provvedimenti che invece erano slegati fra di loro. Dicevo prima, la persona è una, non è una etrina, non ha bisogni diversi. Bisogna prenderla in carico nella sua globalità. E questa era una legge innovativa
che guardava in avanti, che faceva il punto della situazione dell'integrazione sociosanitaria nel Veneto e che se veniva applicata oggi avremmo risolto parecchie delle questioni che sono ancora sul tappeto con la riforma sanitaria. Cioè tenere a casa l'anziano, vedere chi lo segue, pagare i contributi a questa persona perché non perda il lavoro, eccetera, eccetera. Quindi la famiglia al centro con l'anziano nel suo domicilio, vedere come poi c'è tutta quella rete prima di arrivare alla casa di riposo o centro di servizio, centri diurni, eccetera, eccetera. Era tutta una gestione, come si dice a ragnatela, dell'offerta di servizio che si dava a quella persona in stato di bisogno fragile, che può capitare a tutti, anche ai giovani, ecco, certo, prima di essere istituzionalizzati. E questo voleva dire anche risparmi. Però siamo, come dire, allo stato in stand-by. Tra l'altro, anche grazie al vostro intervento, questa legge partiva da un punto di vista, io direi, decisivo, e cioè che la sanità, cioè la cura della persona, va spostata dalla struttura ospedale e va riportata nel territorio. Quindi mettiamo meno le persone in ospedale, teniamole di più a casa. E allora questo cosa significa? Significa che dobbiamo dare dei fondi, ad esempio indennità di accompagnamento, insomma dei fondi per permettere a queste persone che sono disabili o che sono malati cronici di poter stare a casa loro, ma di poter essere seguiti e di poter dare anche un aiuto alle famiglie che eventualmente li stanno seguendo, perché non si può fare tutto con il volontariato, giusto? Certo. Però di che tipo di aiuto c'è bisogno? Anche per far capire realmente che insomma dietro una legge poi però ci devono essere dei contenuti e delle azioni pratiche. Sì. Allora qui siamo proprio nel cuore del problema. Perché noi tutto sommato in Veneto abbiamo un'assistenza domiciliare che segue tot anziani a casa oppure persone in stato di bisogno. Abbiamo istituzionalizzato circa 30.000 persone in casa di riposo, una buona parte anche sovvenzionata dalla Regione con le impegnative di residenzialità. Sono trasformate la domiciliarità in impegnative di domiciliarità, che sembra una cosa facile, ma non è così, perché la domiciliarietà, il sociale è a carico dei comuni e i comuni sono soggetti al patto di stabilità e ogni anno c'era sempre la questione romana per cui ci dicevano tu sanità non puoi spostare soldi al sociale. Allora l'intelligenza di un gruppo di persone dello staff, lasciamo stare la politica, dello staff a livello veneto, ha messo in piedi un ragionamento, uno studio e poi ha fatto approvare una delibera per cui adesso anche la domiciliarità è passata come livello essenziale di assistenza. Io ho il diritto in quanto esisto, non puoi più dirmi nulla. Quindi anche quello è stato messo a regime, quindi qualcosa è stato fatto. Che cosa manca? Ed era la parte economica più innovativa della legge sulla non autosufficienza, sia per quanto riguarda il ragazzo disabile, sia per quanto riguarda l'anziano disabile, e cioè il PAI, il piano assistenziale individuale, da un lato, l'anziano, sì, il PEI, piano educativo individuale, se il ragazzo è gestito dal SIL, dalla scuola e tutti quanti i meccanismi che lo seguono il ragazzo, il ragazzo fragile in stato di bisogno. Questa è la parte che è mancata. In questo piano c'è il racconto di tutte le garanzie, le cose che sono garantite, esatto, a questa persona che è in... Quando io ho un ragazzo o una persona, un vecchio nella sua accezione più nobile, mi presento al distretto davanti alla commissione, loro sanno già chi sono, eccetera, eccetera. Valutano con l'unità valutativa multidimensionale. Mi danno un percorso assistenziale, riabilitativo, di accompagnamento, quello che serve. A fianco di questo devono anche dirmi quanto costa. Il tuo piano costa tot migliaia di euro. Sia per quanto riguarda il ragazzo che andrà a liceo, andrà istituzionalizzato, è a scuola, che viene seguito dall'insegnante di sostegno, che è in raccordo col SIL, eccetera, eccetera, per avviarlo in una struttura produttiva, vedere la possibilità dell'autonomia possibile. Che è
che questo sarebbe lo scopo. Che è l'essenziale, è l'essenziale per rivalutare, recuperare l'autonomia della persona, indirizzarla verso una strada di indipendenza se è possibile. Ecco, questo pezzo è mancato, perché se io non ho questo costo, non ho questo pezzo, io ho il solito assegno di accompagnamento, l'invalidità civile, eccetera, eccetera, ma tu istituzione non puoi chiedermi dopo la compartecipazione se non so quanto e non so perché, con quali risultati. Allora hai il diritto di chiedermi, ecco l'assegno di accompagnamento che noi diciamo deve andare dentro nella legge. Perché oggi 480 mi pare circa, che è l'assegno di accompagnamento, viene dato indiscriminatamente a tutti, che non è una cosa equa, anche se io ho il diritto perché patologicamente ho uno stato di bisogno, ho una patologia grave. Però rischia di fare più danni che altro questa equità. Certo, no? Allora o andiamo avanti ancora con lo vecchio schema, l'assegno di accompagnamento, l'assegno di frequenza, l'invalidità civile scaglionata dai 67 al 100%, e poi il resto qualcuno ci pensa. Ma quel qualcuno vuol dire il comune, che è un piccolo comune nella stragrande maggioranza dei casi nel Veneto e si trova magari con 2 ragazzi istituzionalizzati e non fa altro, perché non può fare altro da bilancio. Oppure la famiglia che deve fare i salti mortali. Oppure in casa di riposo che c'è il solito triangolo, io lo dico, delle Bermude, fra la famiglia che non vuole pagare, il comune che non ha soldi e il direttore della casa di riposo che vuole le certezze. Ecco, questo non è degno di un paese civile. Poi, a parte il fatto che in questo momento i comuni sono veramente alla canna del gas, quindi non è nemmeno lecito, insomma, chiedere a loro di fare un determinato tipo di sforzi, anche perché poi in un momento come questo, in cui non facciamo altro che parlare di Tasi, chi ha deliberato, chi non ha deliberato, che cosa succederà, è chiaro che questo è un problema che passa in secondo piano, anche se ovviamente non dovrebbe. Lei, Ferluccio, tra l'altro, in famiglia la conosce bene questa situazione. Mi raccontava prima che sua moglie ha lavorato per 30 anni all'interno di strutture a fianco a queste persone in difficoltà, e ci sono dei bisogni inespressi che non vengono raccontati, ma che davvero, una volta esauditi, possono garantire una qualità della vita, perché i ragazzi, anche i disabili, hanno le esigenze, hanno le stesse pulsioni di tanti altri, e quindi ci sono tutta una serie di cose che non possiamo, oggi come oggi, non vedere, interventi che non possiamo non fare. In questo senso, come possiamo sbloccare, e a che punto è il meccanismo per cui, tenendo conto che comunque insomma, siamo senza assessore adesso, tra un anno ci cambia la giunta in regione, quindi è chiaro e lecito pensare che non sia così semplice dare una risposta, ma per affrontare questi problemi bisogna avere un'apertura mentale e grande coraggio, perché da quello che so io, ho visto direttamente e molte volte per sentito dire, non basta la volontà, sì certo ci vuole anche la volontà politica, però bisogna cambiare la cultura. Da quello che ho capito si parla di sessualità, giusto? Certo. Ecco. Allora, parlare di sessualità nel nostro mondo è estremamente difficoltoso. Bisogna andare al di là dell'ipocrisia, della vergogna, perché, come dire, la realtà e il problema esiste. Noi abbiamo ragazzi, per quello che ho visto io, ma qui bisognerebbe interessare un OS, più che un psicologo che lo vede un'ora alla settimana, bisognerebbe proprio intervistare i ragazzi e le ragazze che li seguono 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, perché quei problemi non hanno festività, ci sono sempre, giorno e notte. E noi abbiamo a che fare con ragazzi che hanno 20-30 anni, con tutte le loro pulsioni giuste che hanno, e che però non sanno gestire perché hanno la mentalità, la testa, la psicologia, l'evoluzione di un ragazzino di 4-5 anni. È stato proprio un film americano che ha portato nel nostro paese il concetto di assistente sessuale, che poi peraltro è
lo stesso tipo di assistenza di cui ha bisogno un ragazzo, perché magari deve fare sport, perché deve fare altre cose, perché deve avere una vita normale di una persona di 20 anni. E giustamente, come lei dice, è una questione di cultura, abbiamo bisogno di cambiare la mentalità per capire veramente e permettere a questi ragazzi di vivere. Sì, non è che le istituzioni non sappiano queste cose, perché chi lavora nel sociale in qualsiasi ambito, soprattutto a fianco di queste istituzioni protette, anche l'assessore al sociale di qualsiasi ULSS lo sa. Però non ci sono gli strumenti, allora si mandano gli operatori a fare dei corsi di perfezionamento, ma al di là di questo più per autotutelarsi che per affrontare il problema in sé. Quindi qua bisogna, come dire... Abbiamo una telefonata, intanto sentiamo chi ci ha chiamato. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Luisa e parlo da Padova. Intanto volevo farvi i complimenti per la trasmissione che trattate sempre argomenti molto molto interessanti. Volevo porvi questo quesito. Io ho un padre che ha praticamente 90 anni, ha una badante fissa, però io volevo chiedere, cioè, ha già un'assistenza che noi paghiamo così, però durante il giorno ci sono dei centri diurni in cui magari un anziano può andare per un paio d'ore, perché queste badanti, tra virgolette, non hanno quella competenza per poter fare anche delle attività pratiche, loro fanno solo assistenza. È una persona che è magari anche lucido, così, che si annoia, potevi fare o portarlo in qualche istituto o qualcosa che si occupi appunto di queste persone che hanno già hanno un'età ma che hanno energia e hanno voglia anche di fare. Grazie e buongiorno. Grazie a Luisa, perché tra l'altro ha introdotto un bellissimo tema, cioè quello del non è solo una mera assistenza, ma è far vivere le persone. Certo. Anche perché questo sposta in là l'invecchiamento, no? È sempre una questione di autonomia possibile, fisica e anche psicologica. Allora, e qua entro nel merito volentieri. Perché, insomma, allora, io non so quanti centri diurni ci siano in provincia o in comune a Padova, presumo ce ne siano. Basta che si rivolga presso la nostra sede dei pensionati della CISL o presso il patronato o anche presso le nostre associazioni di volontariato, l'Anteas, che nel Padovano sono molto presenti. Perché dico questo? E mi aggancio a un discorso più generale che ho già fatto, ma che non mi stancherò mai di fare. Bisogna entrare nell'ordine di idee, tutti, istituzioni comprese, che i centri diurni che per legge, per regola, chiamiamola così, hanno il 10% dei posti assegnati alla residenzialità. Faccio un esempio, vado a spanne, la provincia di Padova ha 3.000 posti letto assegnati in strutture residenziali, case di riposo. Se ha 2.000 posti letto ha il 10% che può usufruire finanziati per attività di questo tipo, cioè centri diurni. Secondo me questa percentuale va rivista in alto, perché è un metodo per non farli arrivare proprio là. Esatto. Ecco, prima cosa. Seconda cosa, e l'ho già detto, i centri diurni vivranno di vita propria, saranno sempre più, come dire, autonomi e daranno sempre più risposte solo se c'è una rete di trasporto solidale, perché l'anziano deve essere portato da casa al centro diurno e riportato a casa. Quando io porto mio padre al centro diurno, io mi faccio carico per la prima settimana, come dire, lo porto là, sta assieme al vecchio, sta assieme a quelli della sua generazione, c'è chi lo anima, chi inventa, ecco. E questo è il ruolo del centro diurno. Ma dopo la prima settimana, i primi 15 giorni, io comincio ad avere i miei problemi nel trasporto, perché devo andare al lavoro, eccetera, eccetera. Allora, alla fine, o c'è una gestione
coordinata del trasporto solidale, come per esempio può fare l'Anteas, l'associazione di volontariato, che dà quel qualche cosa in più, in questo caso non si sostituisce all'istituzione, come qualche volta avviene, bisogna stare attenti, ma metto a disposizione proprio le mie capacità per dare la possibilità a quella persona di vivere meglio. Allora l'indirizzo che io do a questa signora è di rivolgersi o al patronato o al sindacato, e poi loro con le nostre associazioni di volontariato, se c'è la possibilità, perché di pulmini ce ne sono che girano, ma tanti, da dove ci si organizza. Come siete riusciti a tirare fuori questi pulmini? Per esempio anche lì, insomma, i fondi arrivano... Allora, l'associazione di volontariato è un'associazione di persone che si mettono assieme, la fondano, fanno il loro presidente, ci sono delle regole ferree, precise, quindi la Regione Veneto su questo è molto attrezzata e secondo me fa bene a guardare che non diventi un mare magnum come il terzo settore, e la 266 è l'unica come dire, forma di volontariato per cui tu dai ma non hai nulla in cambio, perché sennò diventa un lavoro o una specie di... Ecco, allora in questo caso hai solo rimborso delle spese vive se vai fuori del comune di residenza, se no non hai diritto. Per mantenere però questa struttura, normalmente le associazioni di volontariato fanno delle convenzioni col comune, con la casa di riposo, con l'ospedale, perché altrimenti come fai a pagare il gasolio e quant'altro? Il mezzo gira, deve girare. Sì, sono spese vive. Io metto a disposizione assicurazioni, eccetera, eccetera, volontari che hanno una responsabilità nel portarsi e seguire anche. Però naturalmente le spese vive bisogna che qualcuno le paghi, e allora attraverso questo si riesce hanno messo in piedi un bel numero di varie mezzi di trasporto, tutti attrezzati anche con la pedana mobile per tirare su la carrozzina, e quindi come dire, si dà un bel servizio. Il problema è anche farlo conoscere alla gente, perché se non lo sa non lo chiedi. Infatti è questo, a parte che poi manderemo in onda ovviamente i vostri contatti dell'FNP CISL per dare dei riferimenti, perché tante volte le persone magari non sanno da che parte cominciare, poi una volta fatto il primo passo il cammino è più facile. Facendo un salto da queste necessità che ci sono dal punto di vista assistenziale, quindi abbiamo chiarito il fatto che all'interno di questo fondo ancora non sono stati definiti, per esempio attraverso i decreti con cui i soldi arriveranno al fondo, perché anche lì poi dal punto di vista normativo ci sono delle piccole cose che però creano l'effettività poi dell'operatività del fondo in sé. Ma il nuovo piano sociosanitario che è stato approvato nel 2012, che dovrebbe essere operativo, dovrebbe entrare a regime nel 2016, perché la nostra regione ha anche varato questo nuovo piano sanitario che rivoluziona completamente, no? il sistema della sanità del Veneto. Anche in questo senso si stanno attrezzando le strutture del territorio, cioè sono pronte? A che punto siamo, tenendo conto che insomma tra 2 anni dovremo aver cambiato il modo di pensare alla cura della persona? Allora guardi, noi siamo arrivati secondo me a un punto della nostra storia della sanità e del sociale in Veneto in cui forse ha senso, lo dico ma lo pensiamo in tanti, ha senso una regia unica anche come politica dal punto di vista sociosanitario. Perché di fatto poi le due questioni si integrano, debbono integrarsi. Allora c'è stato un periodo storico in cui il sociale doveva affermarsi rispetto al fratello maggiore, anche con possibilità, che era il sanitario. Adesso con questo nuovo piano sociosanitario, se noi vogliamo che il sociale si integri veramente a pieno titolo e con parità di peso, anche politico, bisogna che le due questioni si integrino anche dal punto di vista, come dire, della conformazione dell'indirizzo e della responsabilità politica. Potrebbe essere, il momento è perfetto, visto che abbiamo perso un assessore. La ringrazio, io non volevo dirlo, però insomma CGIL e CISL su spinta dei pensionati
credo, ma partirà adesso, se non è partita, una lettera al governatore dove chiediamo l'unificazione dei 2 assessorati. Ma non perché ce l'abbiamo con questo o con l'altro, ma perché proprio per il ragionamento che dicevo prima, oggi il senso dell'impostazione sociosanitaria ci permette di fare questo salto di qualità, e se noi vogliamo che a pieno titolo il sociale venga recuperato all'interno del sistema sanitario, bisogna fare questo passo, sapendo una cosa però, che non bisogna smantellare il sistema sociale, perché in Regione adesso ci sono fior di tecnici, non tutti, perché quando è arrivato Sernagiotto ha smantellato quello che c'era prima e ha messo là le persone di sua fiducia. Quindi io non entro nel merito se sono brave o non sono brave, non le ho neanche quasi mai viste. Sicuramente non garantisce continuità, insomma. Non le ho quasi mai viste, però hanno la mia stima, almeno dal punto di vista personale. Detto questo, e quindi non bisogna smantellare, ma bisogna rafforzare le competenze, le responsabilità a persone che sanno farlo, ecco, con un'unica regia che di fatto è già sotto nome e cognome il dottor Mantoan, speriamo che rimanga ancora per un bel pezzo, fino almeno a quando il sistema sociosanitario, il piano sociosanitario sia ben integrato e definito e anche dia i suoi frutti sul territorio, perché adesso il piano è stato varato, le schede ospedaliere sono state fatte, gli atti aziendali sono stati fatti e riportati in regione e valutati, adesso bisogna applicarli. Adesso, esatto, i dirigenti, i direttori generali devono però sanno di che cosa, no? Si tratta, sanno tutto, bisogna metterli, applicarli. Senta, una domanda un po' scomoda forse, ma secondo lei il caos di questa inchiesta legata alle tangenti del Mose porterà qualche terremoto anche nel nostro sistema, nel comparto sociosanitario, che già insomma non è proprio in salute, se possiamo giocare con le parole? Io credo che almeno la salute dal punto di vista dell'onestà ci sia, poi fino a prova contraria. Io dico una cosa, insomma, ogni sistema sanitario in qualsiasi regione conta il 60-70% del bilancio. Quindi io dico sempre gli interessi sono tanti e bisogna avere tanti occhi e tante orecchie, soprattutto da chi gestisce, da quelle persone che dicevo prima, che fino ad oggi hanno tutta quanta la nostra, come dire, ammirazione. Ma voi li monitorate per bene, insomma? No? Insomma, ci sono anche altri organismi che guardano e che hanno più responsabilità di noi. Ecco, io credo che fino adesso almeno la questione è sempre, anche con scelte sbagliate, però sempre all'interno di un percorso legale. Qui mi viene in mente il progetto di finanza, sulla quale noi non siamo d'accordo, perché privilegiamo... Vado avanti dopo. Grazie, abbiamo un'altra telefonata, allora visto che ci mancano ancora 5 minuti la prendiamo volentieri. Pronto? 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 Buongiorno, prego. Sì, pronto. Buongiorno. Senta, volevo un'informazione che sento che parlate di cose interessanti e che a me anche interessa. Prego. Guardi, io ho la moglie che ammalata ed è invalida al 100% grave da 16 anni. 16 anni. Sì, l'ascoltiamo. Perciò io le espongo una cosa e dico, se è permesso in uno Stato democratico come dicono che siamo, che un invalido del genere sia abbandonato a se stesso. Non ho mai incassato una lira di pensione, un po' di assistenza, niente, zero. E in tutte le parti che sono andate a chiedere, tutti mi hanno risposto: sua moglie si è ammalata prima del 1965 che la legge non dà più niente. Ma è possibile una cosa del genere?
Grazie mille per aver introdotto questo tema. Allora, la moglie si è ammalata prima del 1965, adesso non so se questa data abbia un significato in particolare, un'invalidità al 100%, è possibile che non venga indennizzata in nessun modo? No, allora anche qua ogni persona ha il suo percorso, bisognerebbe magari farsi dare l'indirizzo. Il contatto telefonico, ma lo avremmo preso. E poi sì. vedere. Allora, le regole sono queste: io posso essere invalida al 100% però non avere l'accompagnamento, perché in Italia siamo uno strano paese, quando uno è al 100% magari al massimo, no? Qua per avere l'accompagnamento bisogna avere il 101. Allora la definizione di queste questioni qua, uno può fare la domanda anche di aggravamento ogni volta che il medico di medicina generale, quella della mutua, rileva che ci siano delle condizioni ulteriori di aggravamento. Ci si può aggravare più del 100%? Questa questo è il problema che dicevo prima. Noi del nostro sistema abbiamo inventato che non basta avere il 100% per avere l'accompagnamento, bisogna avere anche qualcosa in più, cioè non essere più in grado di compiere gli atti elementari della vita. Allora, al di là dei numeri che dal punto di vista matematico a me è un po' fuori, non mi risulta, però le regole sono queste. Allora io inviterei questo signore a fare domanda di aggravamento presso il proprio medico, perché se è invalida al 100% da tutti quegli anni, io non credo che la persona, pur non essendo un medico, si sia stabilizzata al 100% in 16 anni e sia rimasta là. Ecco, vede, questa cosa probabilmente il nostro telespettatore non la conosceva, la possibilità di fare la domanda di aggravamento. E questo allora lo si fa insieme al medico di base, giusto? Sì, quindi anche qui è un ruolo importante dei nostri... Fa la richiesta, poi il signore va al patronato e il patronato lo segue con la commissione medica che dirà se è al 100% o se è al 101,7, quello che è. Anche i medici di base sono al centro di questa rivoluzione sociosanitaria. Sì, e qui sarebbe da discutere, perché hanno capito che comunque, come era prima, il proprio ambulatorio, punto e basta, non è più possibile, perché la gente non ha quelle forme di tutela, specialmente nei periodi festivi, il sabato, la domenica e anche il venerdì, e quindi hanno capito quell'area, hanno cominciato a mettersi assieme, però siccome debbono seguire una procedura ben definita dalla Regione Veneto per chiamarsi gruppo, mettiamola così, gruppo di medici che si danno il cambio durante il periodo anche notturno, perché dovrebbero arrivare a fare 7 giorni su 7 H24, e questo serve per, come dire, non avere tutti quei accessi impropri che poi il pronto soccorso è costretto a smaltire. Intanto, mentre lei parlava, gentilmente dalla regia hanno mandato in onda una slide estremamente interessante, cioè quanto costa all'anno un malato grave vuol dire quelle malattie invalidanti per le quali non c'è una cura, quindi l'Alzheimer, l'ictus e patologie oncologiche. Allora, i numeri sono da brivido: 6.400 euro l'anno, 7.000 euro l'anno, Alzheimer 10.500 euro l'anno. Allora, chi li paga questi soldi? Ecco, allora questo si riprende dall'inizio. Perché sono cifre... Si riprende dall'inizio. E guardi che la Regione Veneto di soldi ne spende tanti, ma se non mettiamo a regime quello che dicevo prima, li spendiamo anche male. Allora, le do una cifra che sembra esorbitante, ma così non è. Il Veneto ha 735 milioni di euro sul fondo per la non autosufficienza, perché una parte arrivano anche dal fondo nazionale, che poi viene spartito per regione. 735. 770 milioni di euro circa sono gli assegni di accompagnamento e andiamo a 1,5 miliardi, non è una cifra da poco. Per dare tutto a tutti quello che serve, perché non ci siano più problemi per le rette delle case di riposo, che sono il problema, l'assistenza domiciliare, centri diurni, trasporti, CEOD e quant'altro, bisognerebbe avere 2 miliardi di euro, che non siamo molto distanti.
non siamo molto distanti. Allora, se io faccio questo ragionamento e arrivo a questa cifra, poi con il percorso individualizzato posso chiedere alla gente: adesso l'assegno di accompagnamento va dentro là, e io, istituzione, ti garantisco che tuo figlio, quando tu non ci sei più, sarà in buone mani. Ma fin tanto che non c'è questo, io capisco quelle persone che hanno grandi difficoltà a dire te li do. Grazie Ferruccio Balesta, noi ci dobbiamo salutare, abbiamo lanciato però questa mina, no? Prima di chiudere, perché questo è il nocciolo del problema. Allora intanto CISL Veneto, FNP CISL Veneto 041 533 0819 e ovviamente l'indirizzo del sito internet, quindi questi sono i riferimenti, per qualsiasi cosa ovviamente potete telefonare. Grazie a Ferruccio Balesta, segretario regionale FNP CISL del Veneto. Poi insomma lei in questo studio oggi ci ha portato la sua delega alle politiche sociosanitarie e assistenziali, quindi insomma siamo riusciti anche ad andare a fondo bene nel problema. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie a tutti. A voi telespettatori, ci vediamo domani con una nuova puntata di Linea Diretta. Arrivederci.